Buongiorno a tutti, possiamo cominciare a prendere posto per cominciare il nostro culto. E se tu hai portato la parola di Dio ti chiedo di aprire nella lettera di Paolo Apostolo ai Filippesi, capitolo 1, e leggeremo solo un versetto, che è il versetto 6. Filippesi, capitolo 1, versetto 6. Ok? Dice così la parola di Dio. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Questo testo biblico è per coloro che sperano che la propria vita cambi ogni giorno nel proprio rapporto personale con Dio. L'Apostolo Paolo ha detto: ho questa fiducia, ok? Tu hai fiducia che Dio possa cambiare la tua vita, sì o no? Amen, Chiesa? Possiamo alzare la mano? Se tu hai un rapporto personale con Dio, Dio farà un'opera oggi, Dio farà un'opera domani, dopodomani, ogni giorno ti chiederà un cambiamento, non perché Lui non ti gradisce, ma perché Lui vuole gradirti ogni giorno di più. È questo che Lui vuole fare con me e con te. L'Apostolo Paolo aveva questa sicurezza per due motivi. Uno per esperienza, ok? Perché lui aveva un'esperienza col suo Signore, e un altro per fede. In mezzo alle difficoltà, al buio delle situazioni che lui stava vivendo, diceva: il mio Signore continuerà a lavorare con la mia anima. Okay? Ed è questo che Dio vuole fare con noi stamattina. Ti chiedo di chiudere i tuoi occhi, cominciare a parlare con Dio, perché Lui è qua in mezzo a noi. Ti ricordi quando la parola di Dio dice: dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Dio è qua, il Signore Gesù è qua in mezzo a noi, camminando nelle nostre fila di sedie, sta già cominciando a ministrare dei cuori, dei pensieri, dei sentimenti, la volontà di ciascuno di noi, e Lui vuole amministrare la tua anima. Signore nostro Dio, nostro Padre, in questo momento noi ti chiediamo che tu possa, Signore, fare un cambiamento profondo nelle nostre vite. Abbiamo tanto da vivere questa mattina, abbiamo da vivere la lode, stiamo venendo al tuo trono di grazia attraverso il gruppo di lode, Signore, ma tutta la Chiesa vogliamo che adori. Stiamo venendo, Signore, a te con la parola di Dio predicata. Signore, è un seme che verrà messo nella nostra anima, ti chiedo che porti frutto. Abbiamo le offerte, abbiamo la comunione fraterna, Signore, tutto vogliamo che sia sotto il tuo controllo. Voglio chiederti nel nome di Cristo Gesù che possiamo uscire da questa sala sicuri che tu ci hai visitato. Nel nome di Cristo Gesù, amen. Amen. Chiesa, possiamo alzarci in piedi per adorare il nostro Signore, che ha portato un cuore allegro per il suo Dio. Amen, anche se c'è caldo, sì? Ok, la parola di Dio e l'adorazione ci rinfrescherà, va bene? Preparati, perché il Signore ha tante cose da fare con noi stamattina. Amen. Il Signore è qui presente, noi possiamo già sentirlo, sta guidando questo momento. Siamo pochi, ma siamo buoni. Amen? La parola del Signore dice in Salmi 18:2: il Signore è la mia rocca, è Lui la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore. È il Signore che ci sostiene, è Lui la nostra gioia. È questo che noi vogliamo cantare con i nostri cuori grati, perché è questo che noi stiamo facendo qua oggi. Siamo venuti per innalzare, lodare il nome del Signore, riconoscere chi Lui è nelle nostre vite. Amen? Cantiamo insieme. Tu sei la mia gioia,
Tu sei la mia pace, tu sei la fonte inesauribile di allegria. Tu sei rifugio nella tempesta. Tu sei la forza che sostiene la mia vita. E oggi dichiariamo che tutta la terra sarà piena della gloria tua, Signore del Signore, che apri il mare, sei Dio di tutta la creazione. Tu nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore, hai cambiato i nostri cuori, ci hai donato il suo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Cantiamo insieme. Tu sei la mia gioia, tu sei la mia pace, tu sei la forza che dà orribile di allegria. Tu sei rifugio nella tempesta. Tu sei la forza che sostiene la mia vita. Oggi dichiariamo che tutta la terra sarà piena della gloria tua, Signore del Signore, che apri i mari, sei Dio di tutta la creazione. Tu nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore, hai cambiato i nostri cuori, ci hai donato il suo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Signore del Signore, che apri il mare, sei Dio di tutta la creazione. Tu nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore, hai cambiato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Signore del Signore, che apri il mare, sei Dio di tutta la creazione. Tu nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore, hai cambiato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Grazie, Signore. Io mediterò nei tuoi precetti, considererò i tuoi sentieri, mi diletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. Amen? Amen. Confidiamo nella parola del Signore. La tua parola, il mio desiderio
mio desiderio è conoscerti ancora di più. Insegnami ad amarti, vedere il tuo volto. Insegnami ad amarti, Insegnami ad onorarti, avere fiducia in te. Signore, io amo stare alla tua presenza. Signore, io amo stare. Per tutto ciò che nel mio cuore adora soltanto a Che nel mio te. cuore più grande e più alto delle montagne, eppure profondo il tuo amore. Senza di te non potrei mai vivere. Ho bisogno di te. Vorrei vivere il tuo grande amore. Per conoscere qualcuno noi abbiamo bisogno di camminare insieme a qualcuno, no? Per conoscere il Signore noi abbiamo bisogno di camminare insieme a Lui, camminare nella lettura della Sua parola, nella preghiera. E la parola del Signore in Salmi 25:12 dice così: chi è l'uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via che devi scegliere. Ecco, è così. Allora, cerchiamo di stare collegati col Signore, perché la voce del Signore parla ancora. Amen? Amen. La tua voce mi dice dove devo andare, dove camminerò, e mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà e la tua parola sono. La tua voce mi dice dove devo andare, dove camminerò, e mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà nella tua parola sono. In a te una terra, Signore, perché nella tua parola fiducioso sarò. La tua gloria, Signore, mi hai rivelato. Ti invocherò, quella mia eredità al Signore. Per sempre ti renderò tutta la lode. Cantiamo da capo. La tua voce mi dice dove devo andare, dove camminerò, lì mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà nella tua parola sono. In a te una terra, Signore, perché nella tua parola
la Chiesa. Insieme a te, guardare, Signore, perché nella tua parola fiducioso sarò. La tua gloria, Signore, mi hai rivelato. Ti invocherò, per la mia redita, oh Signore, per sempre ti renderò tutta la lode. Amém. Signore, guidaci, Signore, alla tua eredità, Signore. Guidaci, Signore, allo scopo che tu vuoi per la vita di ognuno di noi, per la vita della tua Chiesa, Signore. Guidaci, Signore, fino all'eternità, perché noi abbiamo bisogno di te, Signore. Crediamo, Signore, in te, crediamo nella tua parola, Signore. Crediamo che il tuo Padre ti ha dato il nome che è al di sopra ogni nome, Signore. Noi confidiamo, Signore, che tu sei al di sopra le nostre difficoltà, le nostre limitazioni, Signore, i nostri tradimenti, Signore. Tu sei al di sopra, Signore, della mancanza di perdono. Il tuo nome è al di sopra, Signore, di ogni difficoltà che la tua Chiesa in questo momento possa avere, Signore. Io ti chiedo, Signore, che vai davanti a noi, Signore. Vai davanti a noi. Noi ti chiediamo questo nel tuo nome, che è potente, che spezza le catene, Signore, che toglie il peccato del mondo. Signore, mettiamo le nostre vite davanti a te, perché noi necessitiamo, Signore, siamo bisognosi della tua presenza in noi, siamo bisognosi della tua guida, Signore. La tua Chiesa ha bisogno della tua guida, Signore, e che ognuno che è qui oggi, Signore, in questo luogo, Signore, le persone che stanno vedendo questa trasmissione, Signore, io ti chiedo, Signore, di benedire, Signore, e toccare profondamente, Signore, nel cuore loro, Signore, e dare anche a loro, Signore, la consapevolezza, Signore, della tua presenza, Signore, in ogni posto, in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni situazione, Signore. Tu sei al di sopra, il tuo nome è al di sopra ogni nome, Signore, e noi confidiamo in te, Gesù. Isaia 50, capitolo 10, versetto 50 dice così: il Signore Dio mi verrà in aiuto. Chi è colui che mi condanna? Ecco, tutti costoro diventeranno logori come un vestito, la tignola li roderà. Ma chi di voi teme il Signore e ascolta la voce del suo servo, sebbene cammini nelle tenebre, privo di luce all'oscuro, confidi nel nome del Signore. Questo è un momento di buio per te? Non lo so. C'è qualcosa che non va? Non importa. Confidi nel nome del Signore. La parola del Signore dice che il nome di Dio è una torre forte, una torre forte. Il giusto corre e lui è salvato. Confida nel nome del Signore. Vogliamo cantare di questo nome, di quanto meraviglioso è questo nome. E allora tu puoi fare. Ricordati quante volte tu sei corso verso questo nome, verso di Lui, e adesso tu puoi onorarlo, puoi adorarlo. Cantiamo insieme. Sei la parola dal principio, uno con l'Altissimo.
nella creazione la tua gloria rivelata in te, Gesù. Che magnifico nome è, che magnifico nome è, il nome di Gesù mio Re. Che magnifico nome è, incomparabile. Che magnifico nome è, il suo nome. Per averci più vicino sei sceso in terra vita noi, perdonati dal tuo amore, cosa ci dividerà? Che splendido nome è, che splendido nome è, il nome di Gesù mio Re. Che splendido nome è, incomparabile. Che splendido nome è, il suo nome. Che splendido nome è, il suo nome. Gloria a tuo nome, Gesù. Cantiamo insieme. La morte è vinta, il velo è spezzato, la tomba è vuota per sempre. Il cielo proclama la tua gloria, perché sei risorto mio Gesù. Senza rivali, senza eguali,
potete sedervi. Quante cose straordinarie che abbiamo cantato stamattina, no? Tu credi davvero che il nome del Signore è al di sopra di ogni altro nome? Amen. Crederlo in un tempo come il nostro a volte è complicato anche per i cristiani, no? Sembra che tutto vada a rotoli, ma ti posso assicurare che il Signore, anche nei momenti più difficili del mondo, della nostra vita personale, della nostra famiglia, ha un piano da portare a termine. Ed è quello che ha scoperto un ragazzo che alla sua epoca ha cambiato il mondo. Questo ragazzo si chiamava Giuseppe, un giovane che vedremo adesso ha avuto all'inizio della sua carriera, della sua storia, aveva un carattere non proprio semplice, ok? Ma il Signore l'ha preso, ok? L'ha trasformato e attraverso la sua vita il mondo è cambiato. Allora, il nostro Dio non è cambiato, ok? Lui vuole sempre prendere ogni figlio suo, fare una trasformazione e benedire il mondo attraverso la sua vita. Ma ovviamente noi dobbiamo fare la nostra parte, ok? Vogliamo pregare che il Signore ci possa parlare stamattina. Nostro Dio, adesso, Signore, chiediamo che la Tua parola possa essere seminata, Signore, con la Tua autorità. Quel seme, Signore, che arriva, e ti chiedo, Signore, che questa mattina ci siano soltanto terreni fertili, non ci siano terreni duri, non ci siano terreni con delle spine, non ci siano terreni in mezzo alla roccia, Signore, ma terreni che portano frutto al 30, al 60 e al 100 per uno. Grazie, Padre, perché sono sicuro che quello che Tu seminerai porterà frutto. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Giuseppe, un ragazzo, l'uomo che sperimentò la sovranità di Dio. Che cos'è la sovranità? La sovranità ovviamente appartiene a un sovrano, il re, è colui che decide le cose che bisogna fare nel suo regno. A volte noi leggiamo in modo molto parziale le scritture quando dicono, per esempio, che il mondo giace nel maligno. Questa è parola di Dio. È chiaro che il mondo giace nel maligno, ma la parola di Dio dice anche che la terra è il trono dei Suoi piedi. Nulla succede a meno che Dio non voglia. Ossia, questa è la realtà che noi dobbiamo capire. Oggi è un tempo, no? Viviamo un tempo malvagio. Ma ricordatevi una cosa, che Dio sta permettendo questo tempo malvagio agli esseri umani, questo tempo malvagio, questo tempo delle tenebre all'umanità, perché l'umanità si deve rendere conto cosa significa camminare in questa vita senza di Lui. È impressionante come nel libro di Apocalisse, durante il regno dell'Anticristo, no? Noi andiamo dal capitolo 5 in poi fino al capitolo 20, noi vediamo in quella serie di capitoli che la parola di Dio ci descrive il regno dell'Anticristo che durerà 7 anni qua sulla terra. Non spaventarti, perché la parola di Dio ci dice che la Chiesa prima sarà rapita, prima che questo cominci a succedere. Quindi io e te, se tu sei un vero figlio di Dio, non saremo qua sulla terra, ma la parola di Dio, mentre ci sarà il regno dell'Anticristo, mentre nessuno predicherà la parola di Dio, mentre l'Anticristo cercherà di nascondere o di distruggere la testimonianza di coloro che sono cristiani nominali in quel tempo, la parola di Dio dice che ci saranno conversioni di massa. Perché? Perché Dio nella sua sovranità permette questo, perché le persone possono capire cosa significa camminare senza di Lui. Ok, Chiesa? Amen? Possiamo già cominciare con questa teoria. E la sovranità di Dio va vissuta in ogni area della nostra vita e in ogni tempo della nostra vita, in ogni stagione della nostra vita. E Giuseppe ha fatto un'esperienza veramente forte col Signore di sovranità con Dio. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo imparare, passiamo la slide per favore, è che Giuseppe
ha sperimentato la sovranità di Dio nella sua famiglia, che era una famiglia disfunzionale. Okay? E ti voglio dare una brutta notizia per cominciare. Ogni famiglia sulla terra è una famiglia disfunzionale per un semplice motivo, che io e te, come dice il Salmo 51,5, siamo stati formati nel peccato, ossia come genitori, come figli, come parenti, abbiamo dei difetti che purtroppo a volte dobbiamo convivere in tutta la vita, ma ovviamente il Signore ci ha dato una possibilità attraverso lo Spirito Santo e la conversione di migliorare certi punti della nostra vita. Giuseppe viveva in una famiglia disfunzionale. Allora il suo nonno, che si chiamava Abramo, ha vissuto un'esperienza di utero in affitto. Ti ricordi che cosa lui ha fatto? Quando Sara non partoriva, lui ha detto: ok, Sara, gli ha detto a Abramo, vai con la mia serva Agar, vai a coricarti, così noi avremo un figlio, perché Dio si è dimenticato di noi. Sara non aveva sperimentato ancora la sovranità di Dio. Okay? Bastava aspettare il tempo di Dio e il figlio sarebbe arrivato. E suo papà, che si chiamava Giacobbe, il padre di Giuseppe, era in una famiglia disfunzionale, sì o no? La parola di Dio dice che Rebecca amava Giacobbe perché abitava nella tenda, era un uomo tranquillo con cui poteva parlare ogni giorno. E il padre amava Esaù perché? Perché andava a cacciare, preparava dei cibi succulenti. Ossia, provate a immaginare la famiglia che Dio ha scelto. Ciascuna generazione aveva un difetto che a volte non è neanche stato cancellato in tutta la vita. E Giuseppe abitava in una famiglia e viveva in una famiglia disfunzionale anche lui. Leggiamo questo testo che ci renderà ben l'idea di quello che stava succedendo lì. Israele, o Giacobbe, che è l'altro nome di Giacobbe, amava Giuseppe più di tutti gli altri fratelli. Abbiamo visto il difetto qua? Quanti figli aveva Giuseppe? Quanti figli aveva Giacobbe? 11 fino a quel momento lì. Sarebbe arrivato il 12° che era Beniamino. Ma dice la parola di Dio che Giacobbe amava Giuseppe più di tutti gli altri. Ossia, era il cocco di papà. Ok? Il cocco di papà. Andiamo avanti. Perché era il figlio della sua vecchiaia, ossia la parola di Dio ci dice ma c'è anche una giustificazione perché lo amo di più, no? E a volte noi facciamo delle cose sbagliate e giustifichiamo quello che facciamo, ok? Egli fece una veste lunga con le maniche. I suoi fratelli vedevano che suo padre l'amava più di tutti gli altri fratelli, perciò lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. Andiamo nell'altra slide. Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli. Allora questi lo odiarono più che mai. Egli disse loro: ascoltatevi, prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi, ed ecco che il mio covone si alzò e restò dritto, i vostri covoni si radunarono intorno al mio covone e gli si inchinarono davanti. Allora i suoi fratelli gli dissero: regnerai forse tu su di noi o ci dominerai? E lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: ho fatto un altro sogno. Il sole, la luna e le 11 stelle si inchinavano davanti a me. Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli. Suo padre lo sgridò e gli disse: che cosa significa il sogno che hai fatto? Dovremmo dunque io e tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te? Qual è la caratteristica di questa famiglia? I fratelli si odiavano. È vero o no? C'è scritto lì 2 volte che i fratelli hanno cominciato a odiarsi, ma c'era un motivo per cui loro si odiavano. Primo, perché il padre ostentava spudoratamente il suo amore per il figlio più di tutti gli altri. La seconda cosa, Giuseppe ostentava spudoratamente il progetto che Dio aveva per la sua vita, perché chi aveva mandato quel sogno era stato Dio in persona, ma lui è andato insieme ai suoi fratelli, si è mostrato con la sua bella veste. Provate a immaginare la scena, entrate con me nella scena, no? Ha andato davanti ai suoi fratelli: Dio ha un progetto per la mia vita. E la parola di Dio dice che hanno cominciato a odiarlo. Questo Giuseppe, cari miei, era molto vanitoso.
E c'era qualcuno che provocava e alimentava questa vanità, che era suo padre. E lui ha subito questo danno psicologico, emozionale e ha ostentato questo difetto del suo carattere davanti a tutti, e questo ha provocato odio, ossia ha provocato quello che non doveva provocare all'interno di una famiglia disfunzionale. Ma vi posso dire una cosa, che lui ha sperimentato la sovranità di Dio, perché nonostante la sua vanità, Dio ha detto: io ho scelto te per benedire il mondo. Pastore, che cosa ha a che fare con me questo? Come ti ho detto all'inizio, io e te, in qualche modo, una disfunzione familiare a causa del nostro peccato originale c'è. Ma ti posso assicurare una cosa, che attraverso il sacerdozio universale che noi troviamo nella parola di Dio, nel libro di Apocalisse capitolo 1, perché dice che ci ha fatto un regno di re e sacerdoti, Dio ha scelto te per benedire il mondo. Ti dico una frase che mi ha detto un mio carissimo amico qualche tempo fa. Mi ha detto: Pastore Sandro, non ti nascondere dietro la tua storia per giustificare i tuoi comportamenti. Tu hai una storia, vero? Hai un padre e una madre che non erano esattamente perfetti come volevi tu, giusto? Avevano dei difetti caratteriali, sì o no? Perché se non hanno difetti caratteriali i casi sono due: o era un angelo o era già morto, ok? Perciò tutti noi genitori e tutti i figli hanno dei difetti caratteriali, ma io posso assicurarti una cosa, che se tu sei qua stamattina è perché Dio ti sta dicendo: io voglio usare la tua vita per benedire il mondo, basta giustificare i propri atti con la mia storia familiare, con i miei traumi, con le mie difficoltà, perché il Signore può cambiare ogni cosa, può guarire ogni ferita, basta che io e te vogliamo. Amen, Chiesa. Noi possiamo avere un impatto fuori nel mondo, ma basta autocommiserarsi, basta. Il Signore è qua per dirti stamattina: spezza quelle catene, perché tu hai lo Spirito Santo di Dio. Abbiamo appena cantato, gente, il nome di Cristo è un nome che è al di sopra di ogni altro nome, ma ci crediamo a questo, sì o no? Ed è questo che noi dobbiamo fare. Come Giuseppe è stato benedetto da Dio, nonostante avesse un carattere non facile, era un ragazzino ancora, molto vanitoso, ma il Signore l'ha preso e ha detto: Giuseppe, io voglio te. Allora ti dico una frase che vorrei che tu ricordassi, ok? Registrala, forse segnala, non lo so se la vuoi segnare sulla tua Bibbia o su un quaderno, dove vuoi. Dio compierà il suo piano nonostante te. Hai capito? Tu non sei un ostacolo, sei un mezzo. Ti ricordi la storia, guarda che roba, ti ricordi la storia dell'indemoniato di Gerasa, ok? Nessuno riusciva a gestirlo. Che cosa avevano fatto gli abitanti di quel villaggio dove quell'indemoniato abitava? L'hanno preso, l'hanno legato coi ceppi, l'hanno messo fuori dalla città perché non riuscivano a gestirlo. Aveva spezzato le catene, urlava per i cimiteri, era un pazzo scatenato perché era posseduto dai demoni. Arriva Gesù, prende quella vita disgraziata, caccia via il demone e l'indemoniato dice: Maestro, voglio venire con te. No. Tu andrai nel tuo paese e sarai un testimone di quello che io ho fatto. Gente, tutto quello che avevano giudicato su quella persona, tutti quelli che avevano legato con ceppi quella persona, si sono dovuti ricredere. Perché? Perché Dio l'ha preso nella sua sovranità e ha detto: tu sarai una benedizione per il mondo. Ma tu ci credi che Dio vuole usarti come una benedizione per il mondo, sì o no? Io credo. Per la mia vita. Per quello ogni giorno mi sforzo di capire il carattere del mio Signore. Nella sua sovranità Dio ha scelto me e ha scelto te. Nonostante la tua famiglia disfunzionale, Dio vuole fare una profonda opera per te, per me e per tutto il mondo. Ma Dio non voleva mostrare la sua sovranità a Giuseppe soltanto nella sua famiglia, ma voleva far capire a Giuseppe che la sovranità di Dio è nei momenti più difficili
della vita? Chi è che sta vivendo o ha vissuto un momento buio in cui non sapeva più cosa fare nella propria vita? Alzi la mano. Perché se non l'hai vissuto, torno a ripetere, o sei un angelo o sei già morto. Ok? Bene. E adesso Giuseppe, questo ragazzino pieno di sé, pieno di orgoglio, pieno di vanità, deve passare per le mani del vasellaio, ok? Deve passare per le mani di colui che trasforma ogni cosa per la sua gloria. Allora lui dice così la parola di Dio, Genesi 37, 19 e 20. Ecco il sognatore arriva. Sì, questi erano i fratelli, e dice: forza, uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne. Allora qua ti voglio fare una parentesi. Sai dove comincia la parabola ascendente di un vero figlio di Dio? Sai da dove comincia? Dalla buca più profonda che tu possa immaginare della tua vita. Perché là in fondo l'unica cosa che tu puoi fare è risalire. Ok? Quando io comincio a pensare alla mia mancanza di lavoro, quando io comincio a pensare al mio conto in banca che non funziona, quando io comincio a pensare alla salute, quando io comincio a pensare ai problemi che sto vivendo ogni giorno, il Signore dice: è l'esatto punto dove io voglio che tu sia, perché io ti voglio mostrare la mia sovranità. Io voglio alzarti da quella buca, piano piano fare dei passi fino a che io non ti porterò nella gloria per farti vedere chi io sono. Ok? E dice così, guarda che cosa è successo. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che l'avevano condotto, ossia buttato in una buca e venduto come merce. Ok? Dove stava andando l'orgoglio e la vanità di questo ragazzo? Gente che batosta che aveva preso, no? Lui che si sentiva il migliore di tutti, che cosa ha fatto? Buttato in una buca e venduto come merce. Ma guarda qua, guarda che cosa straordinaria che fa il Signore. Il Signore era con Giuseppe e a lui riusciva bene ogni cosa, e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Allora Giuseppe era in una posizione che doveva decidere cosa fare della sua vita, ok? Allora mi hanno venduto, mi hanno buttato in una buca, sono disgraziato, sono senza la mia famiglia, ma cos'ho a disposizione? E lui aveva a disposizione due cose fondamentali, ok? La prima era la visione di cosa Dio aveva in programma per lui. Allora una domanda ti faccio: tu sai cosa Dio ha in programma per te? O tu vivi alla giornata? È giusto vivere alla giornata dipendendo da Dio, ma se tu non hai chiaro il panorama di quello che Dio vuole fare con la tua vita, è complicato, gente. Allora ti troverai nella buca, ti troverai nella difficoltà, ti troverai nella sofferenza e tu non saprai cosa fare. Ma Giuseppe aveva ben stretto nella sua mano quella visione che Dio gli aveva dato quando era un ragazzino di 17 anni, e ha detto: no, il Signore ha questo sogno per me e io non lo mollo, perché il Signore mantiene quello che promette. E l'altra cosa che lui sapeva molto chiaramente, lui conosceva bene le sue caratteristiche personali, lui era un grandissimo amministratore, ok? Lui sapeva bene che aveva delle capacità amministrative e ha detto: io sono schiavo, venduto come merce, lontano dalla mia famiglia, ma io farò questo, mi terrò ben stretto il sogno di Dio nelle mani, e l'altra cosa opererò secondo le caratteristiche che Dio mi ha dato. E cosa dice la parola di Dio? Che Dio era con lui e le persone che erano attorno a lui vedevano chiaramente che Dio era con lui, perché tutto quello che faceva riusciva bene. Quando è l'ultima volta che qualcuno ti ha detto: io vedo in te qualcosa di diverso? Perché se sono un vero cristiano con le caratteristiche di Giuseppe, qualcuno deve dire: cosa c'è in te di diverso dagli altri? Perché mi colpisce cosa tu fai, mi colpisce come parli, mi colpisce quello che dici.
C'è qualcosa di diverso. È inutile se io porto luce in mezzo alle tenebre. Qualcosa succede. Fratello e sorella, questa parola di stamattina è una sfida per me e per te, sì o no? Quando è l'ultima volta che qualcuno ha detto c'è qualcosa di diverso in te? Sai perché c'è qualcosa di diverso in me e in te? Perché la luce di Dio è in me e in te, nelle situazioni più difficili della vita. Andiamo avanti. Sembrava tutto risolto, no? Sembrava che Giuseppe fosse finalmente, si fosse ristabilito, rialzato dalla sua buca, no? Ma ovviamente quando Dio è all'opera nella nostra vita c'è un'altra persona che è all'opera, che si chiama Satana. E la moglie di questo Potifar ha tentato diverse volte Giuseppe dicendogli coricati con me, coricati con me, coricati con me. Io amo la parola di Dio, sai perché? Perché è di una chiarezza, ti fa entrare nel mondo spirituale in un modo straordinario. Ti dice che cosa succede quando tu stai operando per Dio. Satana viene e insiste per farti fare un'altra strada che non è quella di Dio, per farti cadere e per fare spegnere la luce che è dentro di te, per non farti dare più testimonianza. E questa donna ogni giorno insisteva e Giuseppe ha detto io non posso fare questo al mio Signore e io continuerò a servire come ho servito fino adesso, continuerò a essere santo come sono santo adesso, perché il Signore ha questo progetto per me nella mia vita. Allora, guarda cosa dice Genesi 39, 20-22. Il padrone di Giuseppe lo prese, lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli era dunque là, in quella prigione. Il Signore fu con... Strano, no? Lo buttano in una prigione ingiustamente, ma il Signore dov'era? Con la sua sovranità? Con Giuseppe. Gli mostrò il suo favore, gli fece trovare grazia agli occhi del governatore della prigione, così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere e nulla si faceva senza di lui. Giuseppe ha ricominciato a salire. Allora ti posso dire una cosa interessante. Adesso pensa alla tua prigione, pensa al tuo buio, pensa alla tua difficoltà, pensa alla tua ferita, pensa a quel problema che tu non riesci a risolvere. Sai cosa ti dico? Che Dio nella sua sovranità ti ha portato esattamente lì. Perché Dio è sovrano. Fratelli, posso dirvi sinceramente una cosa? Mi viene da ridere, ma da ridere, perché altrimenti io dovrei negare la parola di Dio, ok? Se accettassi questo pensiero seguente che ti dico adesso. Satana ha fatto questo nella mia vita. Sarà che io leggo una Bibbia diversa. Pastore, la carne è debole. E lo Spirito di Dio dov'è? Sai perché Dio ti porta nei luoghi, e lo ripeto, Dio ti porta nella prigione più buia, Dio ti porta nella situazione più difficile, Dio ti porta nella sofferenza, a volte ti porta perché tu sai che la volontà di Dio sono due, o è missiva, ossia è Lui che ti mette lì, o è permissiva, in ogni caso è Lui che decide di portarti in quella particolare situazione, ok? È Lui che decide, non Satana. E Satana è un essere spirituale sconfitto. Dio usa Satana per la sua gloria. È la stessa cosa che ha fatto con Giobbe. Non c'è nessuna, se veramente crediamo che il nome di Gesù è al di sopra di ogni altro nome, allora noi dobbiamo credere che Satana è al di sotto di Dio e che Dio fa in modo che noi andiamo in certe situazioni difficili perché Lui vuole mostrare che Lui è lì con noi. Voglio leggerti un testo che si trova nel libro di Giobbe. Andiamo avanti, Letizia. No, scusa, non ce l'abbiamo qua. Ce l'ho segnato io qua sugli appunti. Dice, quando ti ricordi la storia di Giobbe, no? Giobbe che è stato colpito da una malattia da Satana permessa da Dio. Allora dice così, dopo
circa 38 capitoli di lamentele. Allora il Signore risponde e dice: Giobbe. Allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta. Allora ascoltami, attento bene a questa espressione. Giobbe ricevette la parola di Dio e Dio era nel seno della tempesta. Se vogliamo dirlo in lingua moderna, è nell'occhio del ciclone. Chi c'era nel centro del problema? Chi c'era nel centro della malattia? Chi c'era nel centro della sofferenza? C'era il Signore che gli rispondeva dal seno della tempesta. E sai cosa gli dice? Chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Quando io e te ci lamentiamo nel centro del problema e forse diamo qualche volta la colpa a Dio, sai che cosa Dio dice? Dice: chi è costui che oscura il mio disegno? Perché io ti ho portato lì. Io ti ho portato lì, in quel problema. E sai perché? Perché voglio che tu dipenda da me. È così, gente. La sovranità di Dio nei momenti bui della vita viene per questo motivo. Allora io dovrei cambiare la mia preghiera e cominciare a dire: Signore, cosa devo imparare in questa situazione? Cosa devo fare in questa situazione? Giuseppe aveva le idee chiare. Ti ricordi le 2 armi che lui aveva a disposizione? Quali erano? La prima: ho un sogno che Dio ha per me e io me lo tengo stretto, e nell'altro ho le mie caratteristiche, io sono un amministratore e farò quello che Dio mi dice di fare in questa prigione. Signore, sono un carcerato. No, non l'ha fatto così. Ha detto: io ho un sogno e le mie caratteristiche le metterò a servizio. E cosa è successo là nella prigione? Dice la parola di Dio che lui ha avuto successo. Tutti vedevano che c'era qualcosa di diverso in lui. Punto numero 1. Dio è sovrano in una famiglia non strutturata. Dio ha scelto te perché tu possa benedire il mondo. Dio è sovrano nei momenti più bui della tua vita. Dio ha detto: io sono con te ogni minuto di questo tempo fino alla fine dei giorni. È vero che ci dice così in Matteo capitolo 28. Sì o no, c'è Chiesa? Ma c'è un altro posto dove il Signore è sovrano, ossia alla fine della storia. Vi ricordate i fratelli di Giuseppe che l'hanno odiato, l'hanno venduto, l'hanno cacciato in Egitto? Dopo più o meno 20 anni, Giuseppe pensava che fosse tutto finito, no? Lui riesce a uscire dalla prigione, entra nelle grazie del faraone, diventa l'amministratore di tutto l'Egitto, ok? C'è una grandissima carestia in Egitto che durava da 7 anni, ok? E Giuseppe incontra i suoi fratelli non lo riconoscono. Ma lui a un certo punto, dopo tutta una storia che se vuoi andare a leggere sarà molto interessante, dice così la parola di Dio. Dio mi ha mandato qui prima di voi. Ma come, pastore? Ma non sono stati i fratelli a mandarlo qua? Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5 durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura, ma Dio mi ha mandato qui prima di voi perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma Dio. Egli mi ha stabilito come il padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Dio mi ha mandato qui, Dio mi ha mandato qui, Dio mi ha mandato qui. Dio mi sta facendo passare questo problema, Dio mi sta facendo passare questa sofferenza, Dio mi sta facendo passare questa difficoltà perché Lui vuole mostrare il suo piano. Ed è interessante che solo qua, alla fine del progetto di Dio, Giuseppe ha capito che cosa Dio voleva fare. Voleva salvare 2 popoli, non uno. Attraverso un giovane, ti ricordi come lui è partito? Era partito arrogante, vanitoso. Ma Dio è sovrano e sceglie chi vuole, come vuole, perché Lui vuole benedire il mondo. E quando sono arrivati i suoi fratelli davanti a lui ha detto: adesso capisco, Dio aveva un piano per 2 popoli, non per uno. Sai come applichiamo questa cosa nella nostra vita quotidiana?
non criticare Dio fino al traguardo. Non metterti al posto di Dio finché non vedi il panorama completo di quello che Dio vuole fare nella tua vita. Non possiamo metterci al posto di Dio. Pastore, perché sto passando questo problema e questo problema non passa? Aspetta che Dio compia il suo piano. Prendi in mano, nella tua mano, i sogni di Dio da una parte e le tue caratteristiche dall'altra e lavora a testa bassa. Basta lamentarsi. Basta lamentarsi. Lavora, perché il Signore ti vuole portare alla gloria. Ma se tu vuoi entrare nella gloria del tuo Signore, tu devi smettere di lamentarti e lavorare per Lui. Io vorrei leggerti in sequenza, così rapidamente, diversi testi che ci parlano della sovranità di Dio. Giuseppe, è interessante quello che ha vissuto Giuseppe. Secondo voi è arrivato alla fine della sua vita con una vita soddisfatta, piena, sì o no? Assolutamente sì. Giacobbe, secondo voi è arrivato alla fine della sua vita con una vita piena? Assolutamente no. Quando Giuseppe ha portato suo padre davanti al faraone, il faraone ha chiesto a Giacobbe: quanti sono gli anni della tua vita? E Giacobbe ha dato questa triste, amara risposta: gli anni della mia vita sono stati 130, ma gli anni della mia vita vera sono stati pochi e molto travagliati. E sai perché? Perché Giacobbe non ha sperimentato la sovranità di Dio. Dio era sovrano lo stesso, ma lui ha cercato di manipolare, di fare con la sua testa, di fare con le sue azioni. E lui ha detto: la mia vita è stata triste. Hai capito? Ti voglio leggere questi testi e io ti prego di usarli per capire quanto Dio è re su questa terra, quanto il suo nome è al di sopra di ogni altro nome, ok? Li leggerò così rapidamente, se vuoi poi ti posso anche lasciare il foglio o i versetti, o se no segnateli, perché sono fondamentali. Dice così, Geremia 24,7: io ho fatto la terra, gli uomini e gli animali che sono sulla faccia della terra con la mia gran potenza e con il mio braccio steso. Io do la terra a chi voglio. Io annuncio la fine fin dal principio. Molto tempo prima dico le cose che non sono ancora avvenute. Io dico: il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Chiamo da oriente un uccello, da preda, da una terra lontana, l'uomo che effettua il mio disegno. Sì, io l'ho detto, lo farò venire, ne ho formato il disegno e l'eseguirò. Isaia 46, 10, 11. Lamentazioni 3, 37 e 39, questo è forte. Chi mai dice una cosa che sia vera se il Signore non l'ha comandato? Il male e il bene non procedono forse dalla mano dell'Altissimo? Perché si rammarica la creatura vivente? L'uomo vive malgrado i suoi peccati. Guarda cosa dice l'Apostolo Paolo davanti a alcuni testimoni. Dice: egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitano su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate, fortissima questa, i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Dio stabilisce le epoche e i confini delle nazioni. E adesso l'ultimo. Questo è per me e per te. Dice: i tuoi occhi videro, Salmo 139, il re Davide, i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi avevi destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Puoi aggiungere, secondo questo ultimo testo biblico, un giorno alla tua vita. Dio ha detto: da qua a qua, Pastore Sandro, quando io chiamerò il tuo numero, sarà ora. Tu puoi migliorare la qualità della tua vita fino ad allora, ma non aggiungerai un secondo, perché Dio ha un piano per me e un piano per te.
Hai capito la parola di Dio stamattina? Alza la tua mano se hai capito. Ok. Dio è sovrano? Sì o no? Dio è sovrano nella nostra famiglia, Dio è sovrano nelle situazioni difficili della vita e Dio continuerà a essere sovrano alla fine dei suoi piani per me e per te. E Lui vuole che tu sia una benedizione per il mondo, ma la decisione è mia, la decisione è tua. Ok? Preghiamo. Chiedo già al gruppo di lode di venire qua. Pensa a una di queste cose che abbiamo detto stamattina, qualche testo biblico di cui il Signore ti ha parlato, ok? E pensa che Dio è lì presente. È lì presente insieme a te, in quella situazione, in quella difficoltà, in quella sofferenza. E forse tu per tanto tempo hai giustificato quell'attitudine dicendo fa parte della mia famiglia. Il Signore è qua per dirti stamattina: spezza quella catena, perché io voglio usarti 100% per la mia gloria. Tu non sei niente di meno che Giuseppe, niente di meno. Sei un essere umano come lui, peccatore come lui, difettoso come lui, ma nelle mani di Dio tu puoi essere una benedizione che neanche ti puoi immaginare. Se tu lo vuoi, io voglio pregare per te. Signore nostro Dio, io credo che la tua parola sia vera e credo, Signore, che qua stamattina tu hai trovato un popolo disposto a camminare con te. E ti chiedo in questo momento, Signore, che se qualcuno è stato toccato dalla tua parola, tu possa dargli un momento di coraggio e manifestare davanti a te, Signore, non davanti agli uomini, ma davanti a te, il suo passo di fede. C'è qualcuno che dice: Pastore, era per me, voglio sperimentare questa sovranità di Dio. Alza la tua mano nel nome di Gesù. Amen, amen. Dio ti benedica. Dio ti benedica, Dio ti benedica qua sulla sinistra. Amen, Dio ti benedica. Alzatevi in piedi, voi che avete alzato la mano, per favore. Voglio identificarvi, ok? Amen. Gloria a Dio. E io pregherò in questo momento che il Signore possa farvi sperimentare questa situazione nei prossimi giorni, nei prossimi anni, di farvi sperimentare la sua sovranità. Ok? Nostro Dio, nostro Padre, ti vogliamo chiedere che tu possa, Signore, benedire in questo momento questi fratelli e queste sorelle, Signore, che hanno dato un passo di fede. E che tu possa inondare, Signore, questi cuori riempiendoli del tuo spirito. Sappiamo, Signore, che siamo difettosi a causa del peccato originale. Ma, Signore, nella tua grazia e in Cristo Gesù e attraverso il tuo spirito, io ti chiedo nel nome di Gesù di farci come un vaso nuovo ripieno di te. E ti chiediamo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Dio ti benedica. Puoi sederti. Ok, noi adesso ci alzeremo in piedi, faremo la dedicazione delle nostre decime, delle nostre offerte, ricordando Signore del Signore che apre il mare, è il Dio di tutta la creazione, il Signore è la nostra gioia. Amen. Dedichiamo al Signore, il Signore è sovrano anche sulle nostre tasche. Amen.
sei la mia gioia, tu sei la mia pace, tu sei la forza inesauribile di allegria, tu sei rifugio L'ho abbassato un po' perché comincia a... nella tempesta, Ah, ok. tu sei la forza che sostiene la mia vita. Oggi dichiariamo che tutta la terra sarà piena della gloria tua, Signor del Signore, che apri il mare, sei Dio di tutta la creazione, tuo nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore, hai cambiato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Tu sei la mia gioia, tu sei la mia pace, tu sei la fonte inesauribile di allegria, tu sei rifugio nella tempesta, tu sei la forza che sostiene la mia vita. Oggi dichiariamo che tutta la terra sarà piena della gloria tua, Signor del Signore, che apri il mare, sei Dio di tutta la creazione, tuo nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore, hai cambiato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione, Signor del Signore, che apri il mare, sei Dio di tutta la creazione, tuo nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore, hai cambiato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Padre, siamo qui, Senhor, per ringraziare para este culto, Senhor. Ti ringrazio, Senhor, per ogni persona presente, Senhor, per ogni vita, Senhor. Ti ringrazio, Padre, per questa offerta che è arrivata, Senhor, a questo altare, Senhor, che tu possa benedire, Senhor, ogni persona, Senhor, che ha contribuito con la tua opera, Senhor. Grazie, Senhor, per questa giornata, Senhor, in nome di Gesù. Amen. Bene. Potete sedervi. Amen. Due annunci molto rapidi, ok, però molto importanti per la vita della nostra Chiesa. Allora, il primo, ovviamente, l'ultima domenica di agosto, noi avremo i nostri battesimi, ok? Ci saranno almeno altre 3 persone che daranno una testimonianza della loro conversione. Sarà un giorno sicuramente molto bello, ok? Se non è bello con il tempo, sicuramente è bello spiritualmente parlando, ok? Ma pregate perché questo giorno sia proprio un momento in cui il Signore possa parlare a tante persone. Ci saranno parenti, amici, non credenti, dei fratelli che si battezzeranno, ok? Quindi preghiamo che il Signore possa spargere il suo seme, va bene? L'altra cosa importante è 10, 11 e 12 di settembre noi abbiamo già prenotato la struttura dove noi andremo a fare il ritiro con i nostri preadolescenti, adolescenti e giovani, ok? Quindi
non siamo tanto in là, manca veramente poco, è stata una cosa abbastanza improvvisa che abbiamo deciso, quindi se tu hai deciso di iscrivere tuo figlio o tua figlia a questo campeggio, mi raccomando parlate con me, parlate con mia moglie che è la responsabile del gruppo giovani, oppure con il pastore Caio, ma è importante che cominciate già a prenotare perché i posti sono limitati, sono circa una quarantina, però abbiamo fatto il conto di più o meno chi vuole venire e siamo lì, perciò non trascurare questa cosa, parla con me. Costo. Il costo è di 40 euro per chi viene, se sono 2 fratelli, o 50 euro per un ragazzo singolo, ok? Quindi o 40 o 50 euro. Sono 3 giorni, il prezzo è molto contenuto, paghiamo soltanto le spese di gestione, ossia un po' di cibo, no? E l'energia elettrica che useremo. Per il resto la struttura è gratuita perché è una struttura evangelica, ok? Va bene? Quindi sono qua, se volete iscrivere qualche ragazzo, parlatemi pure e la cosa verrà fatta subito, va bene? Alziamoci in piedi per pregare e chiudere il nostro culto. Signore nostro Dio, nostro Padre, grazie, perché Signore, in ogni passo della nostra vita noi riconosciamo la Tua mano. E adesso, Signore, ci sarà una settimana di sfide davanti a noi, di tutti i tipi. Ma noi vogliamo, Signore, che Tu possa accompagnarci, non nasconderci, Signore, i Tuoi giudizi, la Tua parola, il Tuo Spirito. E adesso che andremo alle nostre case, che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.